denominatore comune delle due formazioni nella partita precedente, sconfitte entrambe contro il Montello ma giocando a viso aperto, lasciando quindi presagire di poter assistere ad un grande spettacolo oggi. Verona a GSM Forum, Udino Baggio per Roplot, Pupi Mestre Fenice. Bellu non mantiene il possesso, quindi Buxa prova ma non gli porta via palla. Schiavinato, ancora Bellu, gli restituisce il pallone. Schiavinato strozza troppo il Franzoi, prova a scappare via sulla sinistra, marcato da Buxa. Franzoi resiste, va via, accelera Franzoi col mancino a fil di palo. Mestre Fenice, Bellu fuori area, anche Schiavinato proprio per il 10. Questa palla conclude di destro, Rodaro interviene, Zukic va via e quindi Zande Giacomo dalla valle protegge di fisico, restituisce palla a Zande Giacomo che Stefanuto vicino da Franzoi, si ferma e sterza, poi tenta un dribbling di troppo, quindi concede palla al Pupi. Stefanuto con la Franzoi, la rincorsa di sinistro, il tocco per Schiavinato, il controllo, Schiavinato incrocia sotto la traversa, il gol di Schiavinato da Card, da Mix Card di Roplotz. Un altro grande schema del Mestre Fenice che funziona alla grande. 1-0 per la squadra di Mister Landi con il numero 10 Kevin Schiavinato. Trovate sempre in descrizione, mi raccomando, tutte le informazioni per le Mix Card di Roplotz. Schiavinato mette giù questo pallone, vede il movimento di Franzoi, lo serve con un lancio lungo e Franzoi con un gol atipico nel futsal di testa, l'incornata vincente del capitano sull'assist di Schiavinato che vale 2-0, supera in pallonetto il portiere. Franzoi punta Battistello, Franzoi allunga, si ferma, stoppa in gol di Franzoi che poi passa di fronte a Zande Giacomo, la palla messa in mezzo, deviazione dentro l'area, il numero 25 Bortolotto si avvicina a Zande Giacomo, lo scarico fuori da Buxa col mancino, rasoiata che trafigge Stefanuto, accorcia le distanze, esulta la GSM Forum, esulta Nicolai Buxa per il gol che vale 1-2. Buxa dalla valle, ancora Buxa, tocco morbido a cercare Carone che si crea questa grande occasione. Bortolotto elude così la pressione, quindi fa partire il contropiede Pupi dalla valle, lo stop di sinistro, la conclusione Stefanuto. Filippo Guariento sul destro, l'appoggia Capitan Franzoi, autore del gol che sta decidendo fin qui la partita al 2-1. Ancora Franzoi, doppietta del capitano e 3-1, cambia ancora il parziale alla GSM Forum. Ci pensa ancora lui in strepitosa forma oggi. Guariento ha spazio per andare di fronte a Zagoli, destro-sinistro velocissimo, Guariento parata, traversa, dalla valle ci arriva su questo pallone, destro-sinistro ne salta uno, dalla valle può andare Baldresca con il fianco, devia in calcio da... Ancora 1-3 Mestre Fenice fin qui. Zande Giacomo, Olivotto con la testa, prolunga, Buxa, stop di petto, col mancino a cercare Zukic dall'altra parte, Baldresca superi Franzoi che non passa nel sandwich delle maglie nere del Pupi, quindi Bortolotto può andare, Bortolotto sulla destra c'è Buxa, a sinistra arriva Zukic, Baldresca ancora, Alessandro Guariento lotta in mezzo a due, Guariento prova ad andare via, trattenuto ma resiste, ancora l'11, tiro troppo debole. Guariento, Franceschini che litiga un po' col pallone, quindi ne approfitta Buxa, aspetta l'arrivo di Zagoli, lo scarico, Zagoli, doppio passo, sinistra Zagoli, parte il 10 col mancino, dalla valle incrocio, clamoroso, Bellu, riceve, aspetta la sovrapposizione, si infila proprio in quello spazio lì in mezzo, Bellu, 1-2 che si può chiudere, invece no, mette fuori la difesa, con Buxa che stoppa questo pallone con il petto, è partito sulla destra Bortolotto, Buxa in azione personale, Buxa addosso a Baldresca, non trattiene, ancora Mestre Fenice però in possesso, può ripartire con Guariento che evita l'intervento, 3 contro 2, Guariento, il colpo di tacco per Bellu, dall'altra parte il tap-in, Olivotto appoggia dalla valle che va lungo direttamente da Bortolotto sul tiro di Zagoli, tocco fuori da Schiavinato, alza la testa, vede Franceschini ha spazio e il tempo per lasciare partire questo destro sul palo. Zande Giacomo cerca il compagno dall'altra parte ma non c'è proprio lo spazio perché un giocatore del Mestre Fenice ruba palla e Kevin Schiavinato comodamente appoggia in porta il gol che vale 4-1, il numero 10, la doppietta personale. Zande Giacomo dalla valle, lasciato libero, dimenticato dalla difesa, va il tiro, interviene Baldresca, ma interviene anche il direttore di gara con il triplice fischio che decreta la vittoria del Mestre Fenice alla GSM Forum di Verona per 4-1, il risultato finale con la doppietta di Schiavinato e la doppietta di Franzoi, Final 8 anche per il Mestre Fenice.